Allora, le 6 cose, se stacchiamo la ventolina che gira, arrivano più o meno a 6 volte. Faccio così perché così si caricano molto più velocemente. Comunque più o meno arrivano sui 6 volt, più o meno fanno un volt l'una. Ok, adesso salirebbe fino a 6 volt, però questo piccolo motorino ce la fanno a mantenerlo tranquillamente. Scende sotto i 2 volt, però come possiamo vedere sale e scende. Andiamo a sbattere, aumentano gli ampere e la velocità. Quindi ogni volta che si muovono gli elettrodi si rigenerano perché si dà una pulizia agli elettrodi. Se andremo a staccare, sale subito di voltaggio, e se andremo a mettere dei LED, questa volta guardate quanta luce fanno, non solo LED. Anche mettendone più non scende di intensità rispetto a quello dell'altra parte, che sono una fila di volta normale, perché gli ampere che generano sono molto di più rispetto qua. Scende molto più lentamente. Anche in questo caso, se io aumento l'intensità, e aumento anche il voltaggio, non so se si può notare la differenza tra questi e quelli che sono alimentati con le altre batterie.
che possiamo vedere fanno una bellissima luce. Con questo è tutto, vi saluto, alla prossima voltaggio non segno neanche tanto rapidamente, queste sono già da ieri che praticamente funzionano, poi basta dare una squash e loro aumentano.